C'era una volta una bambina di nome Anna. Anna amava scrivere, sognava di diventare una giornalista e adorava correre felice sotto il sole. A causa di leggi ingiuste e crudeli, ad Anna fu proibito di andare a scuola, di giocare al parco e persino di uscire di casa. La sua libertà venne rinchiusa in una soffitta e i suoi sogni dovettero restare in silenzio tra le pagine di un diario. Anna non ricevette ciò che aspetta ogni bambino, il diritto di essere protetta e di istruirsi e di giocare. Ma Anna ci ha lasciato un tesoro, le sue parole. Esse ci insegnano che anche quando fuori è buio, dentro di noi esiste un giardino segreto dove possiamo far fiorire i semi della gentilezza, il giardino dei diritti e il gioco senza confini. Oggi quel giardino è nelle nostre mani. Per farlo crescere rigoglioso dobbiamo ricordare che ogni bambino nasce con uno scudo invisibile, chiamato diritto. È un potere che dice: io sono importante, io devo essere al sicuro, io posso sognare. Spesso sentiamo dire: questo è un gioco da maschi o questo è un gioco da femmine. Ma nel giardino del cuore queste distinzioni nuociono alla nostra felicità. Se un bambino vuole cullare una bambola, sta imparando a diventare un papà dolce e premuroso. Se una bambina vuole costruire un razzo spaziale o giocare a calcio, sta allenando il suo coraggio e la sua intelligenza. Non esistono colori da maschi o avventure da femmine. Esistono solo bambini che giocano.